Emergenza idrica a Canicattì, da giorni gli autobottisti hanno incrociato le braccia fermando i loro mezzi, chiedono altri punti di approvvigionamento per riempire le loro autobotti ed evitare lunghe code. La manifestazione non ha colore politico, è rivolta a tutte le istituzioni preposte a risolvere il problema, i cittadini, le associazioni, le attività commerciali. I partiti politici sono stati invitati a partecipare, l'acqua è un bene di tutti, un bene primario ed è necessaria subito, questo quanto dichiarato dal consigliere comunale Giuseppe Alaimo, organizzatore della manifestazione. Utenze da rifornire, non riesce a rifornire nemmeno queste 5.000 utenze. Abbiamo visto che AICA ha scritto a Siciliacque per avere un incremento dell'acqua e Siciliacque gli ha risposto picche perché già avanzano 25 milioni di euro. Dice prima che vediamo più acqua vogliamo questi soldi, quindi se già AICA non può fornire queste 5.000 utenze, come dovrebbe rifornirle 20.000? È una cosa che non ha né testa né coda, quindi dico prima che AICA o qualcuno parla di legalità deve sistemare le strade, deve sistemare la condotta, deve dare più acqua agli autobottisti, deve fare più postazioni di punti di carico e poi forse parliamo di contratti AICA. Guardate qua, fuori dal coro, tutto, a venire a sostenerci perché siamo nella cacca, veramente nella cacca. Ci hanno rimasto senza acqua a tutta la città di Canicattì. Siamo ridotti veramente male. Le strade non ne parliamo, da quando amministra questo sindaco Corbo siamo diventati il terzo mondo, siamo una settimana senza acqua nei rubinetti, non possiamo andare in bagno, stanno chiudendo panifici, attività e ci sono case di riposo con anziani, con le piaghe, senza acqua e nessuno se ne frega. Ci ricattano, gentilmente vi prego, in nome di tutta la popolazione di Canicattì, di venire ad aiutarci, a sostenerci. Abbiamo bambini disabili a casa e l'AICA ci costringe a fare dei contratti che nemmeno loro possono sostenere perché sono falluti. Hanno 24,5 milioni di debito, 1,2 milioni di debito. L'ultima bolletta non saltata, io vanno cercando di fare cassa con 9 anni.